un segnale di ottimismo, anche se sappiamo che bisogna essere realisti, questa sarà una stagione molto complicata. Il Veneto è tornato zona gialla il 26 aprile, ma perché riaprissero i locali di Piazza San Marco si è dovuto attendere il primo fine settimana di maggio. Claudio Vernier ne traccia un quadro sobrio e disincantato, perché nonostante il bilancio positivo e alcuni proclami trionfalistici di ripartenza, passato il weekend le saracinesche della piazza si sono nuovamente abbassate. Il passaggio di Venezia dallo status di città capoluogo di regione a quello di località turistica si misura anche così. Tutte quelle attività che hanno dei costi di gestione molto alti, penso soprattutto ai caffè di piazza, preferiscono non rischiare, dato che veniamo da quasi un anno e mezzo di sacrifici, e aspettare weekend e momenti migliori. Non tutti i caffè però stamattina sono chiusi in piazza San Marco. Nella lunga fila di saracinesche abbassate e tavolini accatastati fino al prossimo ritorno di turisti, spicca l'apertura del caffè Aurora, quello più vicino al campanile, dove ci accoglie il direttore Ismail Hossain. È soddisfatto o è un rischio quello che vi siete assunto di tenere aperto anche se c'è così poca gente in giro? No, anche non è rischio perché siamo aperti e sta provando e basta. Proviamo che arrivano gente perché adesso ormai estate inizia, che gente arrivano, lavoriamo. Per trovare un ristorante aperto bisogna invece trasferirsi in piazzetta dei Leoncini, di fianco al Palazzo Patriarcale. Milenko Kujanic ci accompagna in un breve tour negli altri due locali di proprietà del gruppo per cui lavora, in Calle Larga San Marco e Calle dei Specchieri. Noi abbiamo un po' ridotto il menù per via gestionale, perché gestire un vasto menù come che era prima non è possibile con pochissima gente. Voi avete altri due ristoranti qua vicino, Sì. Avete paura di non riuscire a rimanere in piedi se non arriva gente? Basta, siamo riusciti un anno e di più a rimanere in piedi e speriamo anche di resistere.